Una palestra richiesta ancora 20 anni fa, quella dell'Istituto Nightingale di Castelfranco Veneto, un piano di costruzione però congelato a causa di alterne vicende, progetto negli ultimi anni riaccelerato grazie ad un lavoro di sinergie tra diverse parti. Oggi è una soddisfazione per l'ente provincia perché avendo lavorato in squadra con il comune di Castelfranco Veneto e con tutti coloro che si sono messi a disposizione con la regione e con lo Stato, con i contributi messi da parte loro, abbiamo consentito alla provincia di realizzare un'opera dopo tantissimo tempo, un'opera ex novo da progettazione, realizzazione e consegna con l'attuale inaugurazione, quella di oggi, insomma un gran bel lavoro di squadra. Un lavoro di squadra che ha visto la realizzazione della palestra in tempi record, solo un anno fa la posa della prima pietra e oggi una struttura polifunzionale a disposizione anche del territorio con una tribuna da 368 posti a sedere, un'operazione da oltre 3 milioni di euro. Il Veneto è la prima regione che ha inserito nel proprio calendario scolastico le giornate dello sport a scuola. Siamo ormai al 4º anno scolastico dove queste fanno parte esattamente delle materie didattiche. Particolarmente in questo momento c'è bisogno di comprendere che lo sport è educazione, ma aiuta i ragazzi a uscire dalla chiusura mentale e anche fisica che ci ha portato necessariamente il lockdown. Alunni dell'Istituto Nightingale che in tutti questi anni hanno utilizzato palestre degli altri istituti superiori, ma che oggi finalmente inaugurano la propria. Oggi c'è una palestra molto bella, molto accogliente e quindi veramente siamo soddisfatti a nome di tutto l'istituto, insomma siamo soddisfatti finalmente di vederla dopo tanti anni, soprattutto per i docenti che sono qui da tanti anni era qualcosa che sembrava di inarrivabile, irraggiungibile.